Chi è lei? Lo sa che questo Questo sta lui primo dirlo, sa. E cosa vuoi? Oddio, le matto! Dove sei? Eccola qua. Fattrice dei numeretti! Che numeretti? I numeretti dell'ULS! Sta in brogliona! Fermi! Tutti! Adesso io si senta qua e mi spiega cosa che è successo! Eccomi, mi chiamo salvo dalla morte e soltanto tanto maia. Oh, e se vede? Guarda Si che vede, si vero? vede, raga. Grazie, grazie. Sì, e il pare appena venuto fuori da una tomba. Non ho detto che sto mai. E vaga avanti. Ogni mattina vago all'ULS a farmi il prelievo quel cumadin. Comodi? E Matteo sei comodi? Guarda se te ne do anche il giro. Guardala. E con questo? Io provo ad andare a Sie. Io provo ad andare alle 5 della mattina per essere il primo al prelievo. Ma per quanto presto che arrivo, ogni volta che vado a torme il numeretto, ho sempre una caterva di gente davanti. Ma come sei possibile? Rotta imbrogliona. Non ti permetto, Come se è possibile? Sta imbrogliona. E arriva all'alba. E a toi tutti i numeretti. E poi sapio cosa che fa? Non sapio cosa che fa? Li vende fuori dalla porta a 5 euro l'uno. 5 euro l'uno. Rotta imbrogliona. Mamma, se mai possibile, non sapere quello che dice. Confessa, prova a dire di no se è vero. Guarda che c'hanno fuori l'arma, seto. Oddio! Hai tirato una pistola! Ah no, qua è pistola, ho detto l'arma dei carabinieri. I carabinieri là! Aspetta, ciao. No! Siamo qui. Sì, confesso, sì! Visto se non ero. Avevo fatto per disperazione! Ti avevo da comprare da mangiare! I conti da pagare! L'affitto da pagare! L'affitto da pagare, oddio, devo pagare l'affitto. L'affitto! No, non sta arrabbiando. Non pensavo a trovare una situazione così. Lo pagavo vitto, non ho camionetta! Lo pagavo vitto! Non credevo di trovare una situazione così disperata. Guarda proprio. Che dago mi 50 euro, guarda. No! Mi schegge che manca per l'affitto che dago mi. No! Insomma, vieni qua. Vieni qua. Ciao, mi si squadra schegge. Paga l'affitto e tu sia a posto.